Gli ultimi 200 profughi sono arrivati in Veneto la notte scorsa, di questi 50 a Venezia e 54 a Padova, e proprio i migranti giunti a Padova sono stati i protagonisti di una situazione difficile. Provenienti dalla Siria, dopo un lungo viaggio in mare dalla Turchia, con 8 donne e 2 bambini tra loro, hanno rifiutato di lasciare le impronte digitali e di farsi identificare, perché vorrebbero arrivare il prima possibile in Germania e Svezia, dove si trovano parenti e amici, e così sono rimasti per quasi tutta la giornata nel piazzale interno della questura, in attesa che le autorità decidessero il da farsi, con il prevedibile corollario di proteste. Non è possibile che delle persone vengano messe in una questura, sono richiedenti asilo, vanno messe in un centro e eventualmente le pratiche vanno fatte dopo. La questura ci nega questa possibilità di conoscere la loro situazione, ma non sono persone in stato di fermo, sono cittadini liberi. L'Europa non ci aiuta e scarica sulle nostre comunità un problema che è di tutti, ha affermato il sindaco di Padova Massimo Bitonci. Se questi siriani non vogliono stare in Italia, accontentiamoli, accompagniamoli al confine. In prefettura a Venezia vertice regionale sulla situazione profughi, e la realtà è che i posti disponibili nelle strutture alberghiere sono ormai esauriti. Purtroppo le disponibilità alloggiative ormai si sono esaurite e quindi dobbiamo anche individuare delle forme di sostegno e di ausilio nei confronti dei migranti che dovessero esserci assegnati. Di situazione insostenibile parla il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli. Come doveroso per un'associazione di categoria collaboriamo con la prefettura. Questo non significa che possiamo mettere direttamente a disposizione camere d'albergo o obbligare gli associati a farlo. Ogni albergatore, come è giusto che sia, decide per sé. Le criticità sono soprattutto legate all'organizzazione vera e propria del servizio. Stiamo facendo tutti un gran lavoro, mettendo in campo il meglio delle nostre risorse, ma dal punto di vista umano è una situazione abbastanza complicata.